Bene raga, ciao a tutti, dal commentone veneziano siamo ancora secondi in queste fasi eliminatorie della America's Cup, della 32esima America's Cup. Siamo, non dico, secondo me con 2 vittorie ci siamo, proviamo a fare, siamo contro Arriva Challenge. Cerchiamo di portarli a casa così da... L'importante è arrivare secondi comunque, Ok. Abbiamo poco vento. Qualcuno mi ha chiesto di scegliere la priorità e qua adesso ce l'abbiamo noi perché il numeretto qua è verde. Tutti, è pazzesco, tutti provano una partenza veloce. Ciao. Guarda il pippone, guarda il pippone. Eccolo qua. Siamo incagliati tutti e due però, Adesso li proverà subito la contropenalità. Ok, però per fare la penalità perderò tanto, ho paura, Vediamo. Siamo tutti e due fermi in realtà. Mamma mia, che regata di merda. Sì, però veramente sono pippe, cioè... Ho trovato la carriera buggata, fiori. Mai successa una cosa così, Sono fermo però, Non siamo tanto lontani, ma... Vediamo, il distacco è di 12 secondi. Adesso vediamo andare dopo la boa, io sinceramente... Mamma mia, i francesi non stanno capendo niente. Altro errore per i francesi che si sono proprio fermati. Noi sacrifichiamo le partenze per dargli il 3-6-0, siamo fatti così. È l'unico modo che ho per vincere, ragazzi, non è impossibile questo gioco, almeno per me. Dopo è chiaro che con la lunghezza media cambia, perché anche un 3-6-0 può essere ribaltato molto più facilmente. Diciamo che qua la penalità con questa lunghezza di gara è un po' più facile da gestire per me. Guarda che bello, stiamo leggermente volando comunque, siamo un po' esterni ma non è un problema. Eccoci qua. Il vantaggio dei francesi per il momento non ci spaventa. Spinnaker, vediamo il distacco, eravamo a 12, 18, stiamo perdendo tanto però, attenzione, non è detto che la vinciamo questa. Stiamo tutti e due provando delle rotte un po' curiose. Sì, qua però i francesi secondo me hanno sbagliato in maniera colossale. Secondo me hanno perso tutto il vantaggio. Non lo so, non lo so. Io ormai devo prendermi sta boa qua, ma andrò lentissimo.
E lui prova l'incrocio così. La priorità è di Arriva. Devo stare anche molto attento, attenzione ragazzi. I francesi in realtà non stanno giocando bene. Complimenti ai francesi. Sto attento perché basta un minimo tocco. Lento, dai. La proiezione dà in vantaggio addirittura l'una rossa, incredibile. No, siamo in svantaggio di 2 secondi. Abbiamo recuperato tantissimo. Mi sono dato una refata però, grazie. Siamo sul livello tattico che è del penultimo, cioè ci sono 3 livelli: arcade, tattico e simulativo. Simulativo ragazzi è impossibile, non mi dice, forse c'è più difficile di una regata vera probabilmente, però la distanza è corta perché ho voluto provare insomma a fare le regate corte per riambientarmi un po'. Diciamo che la difficoltà è sempre quella, ma la mia capacità di dare le penalità agli avversari mi sta portando buoni risultati per il momento. Sono qua, io me la sto prendendo anche abbastanza comoda perché bene o male ho un buon vantaggio. Attenzione, vantaggio di 4 secondi. Devo vedere come si gira lo stronzo. Per carità, adesso ha lui la priorità, però appena si sposta. Attenzione che stiamo rischiando. Ok. Non dovevo andare ragazzi. Non stanno scontando la penalità. La andiamo a vincere. No, non fa ste cappelle però. Un errore che non mi piace questo. Zio porco, no. Ha fatto la cagata. Questo gioco non ti perdona niente, non ti perdona niente. Ok, dovevo portarla a casa, però ho fatto un errore che senza il 360 non lo so. Vinciamo ma di poco. Ma lui è molto più veloce di me. Yes! Vinciamo ma di pochissimo. Ok. China le sta vincendo tutte. Buono, noi siamo messi veramente bene. Abbiamo ancora un riposo da fare. Victory Challenger contro Svedesoni. Contro la Svezia, contro la Svezia. Perché poi andare di fiocco. Cazzo. No. Mamma mia. Ecco. Purtroppo abbiamo perso la priorità qua. Virato troppo tardi. Ma porca troia. Niente, devo andarmene via allora.
Bravi svedesi. Non sarà facile questa regata, sarà bella ma non sarà facile. Ok. Mamma mia, è veramente una bella, questa è molto bella. Guarda, poi provano a buttarmi. Voglio darmi la penalità loro adesso, Stiamo attenti, raga. Qua però vedo che in realtà la migliore, quando devo pensare alla vela, lo prendo sempre in quel posto. Ma non posso cambiarla ormai. Comunque 16 nodi da Genova. Ok. Ho sbagliato vela. Purtroppo sbagliamo vela. Partenza di vantaggio Victory, che sta anche guadagnando. No good. Contro i svedesoni di Victory Challenge. Oltre di essere freddo in un secondo a capire la vela, ho tentato la fiocco. Ero sopra 19 di poco, mi è andata male, ma mamma mia, sto prendendo i missili, sto prendendo le bombe. Però stiamo allargando tutti e due. Guarda la cagata di Victory. Non ce la faccio se non mi fermo. Potevo tentare la penalità ma era impossibile, andavo tipo 3 all'ora. Non lo prendevo mai purtroppo. Vanno il triplo. Sì, ok. Non posso buttare via la semifinale, ho anche un riposo, cazzo, devo ancora fare riposo. Se butto via sta semifinale mi girano i maloni, Siamo lenti. Siamo lenti per il momento. Bel vantaggio di Victory. Cioè, bello, non incredibile, però. Sempre in vantaggio, solo devo recuperare quello spinnaker adesso. Veloce, ok. Dai, luna rossa, dai. Devi spingere adesso. 9 secondi di vantaggio per il team svedese. Corrono di più. Ne hanno di più, raga. Ne hanno di più purtroppo. Qua secondo me fanno un errore. Fanno un errore qua gli svedesoni. Erroraccio svedese. Andiamo di Genova. Brutto errore qua del team. No, ma lo sbaglio anch'io forse un po'. Ok, siamo in vantaggio. E sbagliamo ancora vela. Sbaglio anch'io. Potevo avere un bel vantaggio, un vantaggio di 13 secondi comunque, ma l'abbiamo già perso a mio parere. Devo rischiarla. Forse sta calando il vento, bene se cala. Il vento è tutto di qua.
rimane su 19 e 1. È in vantaggio Victory. Non stiamo azzeccando una vela purtroppo. Ormai non mi conviene più cambiarla. Incredibile, incredibile. Luna rossa torna in vantaggio però. Luna rossa torna in vantaggio. Altra virata senza senso di Victory. Sono nel pallone più completo di svedesi. Molto bene, molto bene. Luna rossa diciamo che è la seconda barca più forte in questo gioco, quindi questo ci aiuta. Devo virare adesso. Mamma mia. Adesso è in vantaggio Victory secondo me. Vento importante, vento a 22 nodi. Attenzione che la priorità è svedese, sono molto interni, mamma mia, la priorità è loro. Priorità alla Svezia. E ce la giochiamo adesso. Veloci, veloci, veloci. Ok, spinnaker asimmetrico. Con priorità Svezia. Se li becchiamo è penalità per noi. Siamo in svantaggio di 4 secondi. È duretta. È duretta ma non impossibile. Ma non impossibile. Loro virano adesso. Io aspetto ancora un attimo. Me la rischio. Ok. Victory è in testa, ovviamente. Veloce. Non ce la faccio. Complimenti al team svedese. I miei tentennamenti del fiocco Genoa mi hanno fregato. Sentiamo un po' la pressione. Il team svedese vince, non tantissimo, però la porta in casa. Applausi per la Svezia. Chiudiamo a 5 secondi. Mancano 2 regate, mi mancano. Abbiamo 4 punti di vantaggio sul desafio. Eccola qua. Bisogna vincere questa. Se vinciamo questa è fatta. Calma. Attenzione. Priorità mia. Stavolta non ho sbagliato. Poi sacrifichiamo la partenza. Eccoli qua. Ecco che fanno l'errore. Boom boom. Una partenza orrenda. 4, 3. Aia, la sta rischiando. Ok. C'è una taglia di culo, mamma mia. E siamo anche in stravantaggio, sa. Molto bene. Gli spagnoli hanno 13 secondi di ritardo. Io devo tentare ormai chiaramente la rotta molto esterna. Non è certo piacevole, però più strada sicuramente. Però non posso fare altrimenti. Allora, mi sono accorto una cosa, faremo anche l'America's Cup a lunghezza media, quella diciamo è quella reale. Cioè quella reale sarebbe super lunga, ma quella è impossibile. Cioè.
Però mi sono reso conto che a queste, diciamo, con le partenze così, la CPU anche a tattico punta troppo, secondo me, alla partenza perfetta, e quindi se io gli arrivo qua devo andare però, porca puttana. Sono giusti. Adesso ho virato giusto, ho virato, però perderò chilometri forse. Solo la mia barca può salvarmi il mio scappo velocissimo. Però dicevo, loro puntano troppo alla partenza buona, allora io li frego così. E su regate da 10 minuti fanno fatica a recuperare un 360. La proiezione dai vantaggio desafio, ma non sono così convinto, La priorità è sua comunque, Infatti desafio in vantaggio. Desafio, questa non possiamo... Mamma mia. Il contro qual è? Che sacrifico la partenza, perché comunque questa partenza sacrificata per la penalità. Diciamo che sui 10 minuti è un po' una scelta, però fino adesso sta premiando la mia comunque. Ok. Sempre con desafio ci giochiamo il quarto posto, però vorrei arrivare sinceramente... Vorrei arrivare meglio cioè vorrei arrivare almeno secondo, voglio arrivare no quarto. Sono molto coperto. No! No, non succede niente, troppo distante. Volevi. Ok, spagnoli si buttano subito di qua. Noi non abbiamo il tempo per andare in quella di destra, quindi dobbiamo accontentarci di questa. Perderemo sicuramente qualcosa, ma... In realtà adesso la proiezione ci dà in vantaggio, perché siamo più vicini a noi, alla boh di sinistra rispetto al desafio, alla boh di destra. Dopo questa c'è solo una regata, vinciamo questa e fatta. Cioè io perché devo fare il turno di riposo. Si torna a desafio in vantaggio. Sto andando molto lenti però, Meno strada ma meno velocità. Torniamolo in vantaggio. Torna desafio in vantaggio, torniamolo in vantaggio, mamma mia. Desafio a un vantaggio di 3 secondi. Siamo di nuovo... Madonna, che sfida, ragazzi. Ragazzi, scrivetemi se volete invece delle regate dove punto anch'io la partenza e non faccio penalità, però è una parte del gioco che per me è importante, cioè quantomeno a questa lunghezza di regata. Perfetto. Guarda, siamo in vantaggio anche senza la penalità in questo momento, perché non è ancora scontata. Quindi pur partendo male siamo primi adesso, Questo fa capire che comunque il luna rossa c'è. Luna rossa, come c'è? Andiamo bene. Forse però il desafio è un po' più veloce. Priorità nostra però. Noi siamo molto interni, cazzi suoi, io non cambio rotta. È lui che deve girare, lui che deve spostarsi. Merda, non ci... Ah, ok. Ok. Doppia penalità però mia... Doppia penalità. Che bastardo. Ah, mia... Non ci voglio credere. Ah, non mi muovo più? No, fai schifo. Mi ha incagliato lo stronzo. Non ci credo, rischio di... No, se perdo questa so cazzi. Lui ha 2 penalità. Però mi ha messo in una situazione veramente brutta. Mamma mia.
Non ci voglio credere. Che vergogna però. 3 penalità addirittura comunque. Ci sono presi 3 penalità e sono fermo però, sono fermo. Sono in un punto orrendo. Ma porco Diaz, ma porco Diaz. Sto buttando via la regata così. Non ho più vento, fioi. No, ma che bastardo. Non ce la faccio più. Ci sto provando in qualche modo. Lui sta scontando l'ultima penalità. 1 minuto e 25. Lui si è preso un'altra penalità, non so dove, perché ne ha prese 3. Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Guarda, tutto mi sta togliendo. Cioè, ho la barca distrutta, non so, ma dai, non ci dovrebbero essere teoricamente. Non ho parole. Non ho parole. Se non prendeva la terza penalità, che non so dove l'abbia presa, perché sinceramente io 2 ne ho fatte. Bellissima sfida, però il problema siamo là. Rischio di non vincere la regata e il desafio si è preso 3 penalità. Però mi ha fatto una cosa, mi ha chiuso la porta, mi ha praticamente bloccato là. Vabbè, vedremo. Sto sbagliando qualsiasi cosa. Mi ha mandato veramente in paranoia il desafio, ma non che credo, rischio di perdere, non ci credo. Sì, sì, mi vince lui. Mi prendo anche la penalità probabilmente. Yes. Adesso vai. Non ci credo. Bastardi. Vaffanculo. Andata. Ragazzi, ho fatto 2 conti. Allora, abbiamo una regata che ci manca, mi sembra, contro Sciolozza, fatalità. E dopo c'è il riposo. Quindi se perdiamo siamo fuori, ragazzi. Luna rossa, team Sciolozza. Ci giochiamo tutto all'ultimo ancora. Se siamo sicuri possiamo finire quinti. Non ci voglio credere. Vai. La beffa con desafio è qualcosa che va al di là. Sono subito cazzare la penalità sciosciolosa. Perché prevedo una regata tour. No! No! Non ci credo. Oh, adesso sono stati tutti fenomeni. Tutti fenomeni. Priorità a team sciosciolosa. It's incredible. It's incredible. No, ce lo cagate a nastro, cagate a nastro, bene.
testa, 2 secondi di vantaggio per il team Shoshorosa. Se perdiamo siamo fuori, beh, non ci voglio credere. Sono stati fenomeni adesso, incredibile. La priorità è, ma non ce la facciamo cattare la penalità. Aspetta. Forse errore dei sudafricani. Forse errore. Ma sta scherzando? Scusa, perché a me? No, ladri, paurosi. Ma adesso non è messo per forza la penalità. No! Contro penalità subito. No ragazzi, regata incredibile. Regata incredibile. Penalità per Luna Rossa, contro penalità subito. Solo che il problema è che facciamo cagare. Dai, veloce, Boomer. Perché stiamo superando adesso. Stiamo pompando adesso. Non sarà facile sta regata, Veloce, come veloce. Non è possibile. L'ho dominato fino adesso. Perdiamo con desafio. E rischiamo con Team Shoshorosa. Ci siamo tolti la penalità. Attenzione, penalità per Shoshorosa. Ha colpito la boa. Shoshorosa. Si è fatta una penalità da sola. Quanto godo? Grazie Shoshorosa. Grazie. Quindi siamo riusciti a toglierci la penalità che ci hanno inflitto loro e se ne è presa una da solo. Grande team Shoshorosa. Mamma mia che ultima regata epica. Ultima regata degna del miglior. Guarda come ci sta provando. Shoshorosa tenta in tutti i modi di darmi la penalità. Incredibile. Guarda che bastardo. Se la toglie, sì. E invece no. Stiamo molto rischiando. E se l'è tolta. Shoshorosa è riuscito a togliersela, incredibile. Ultima regata epica. Siamo in vantaggio, ma anche il team sudafricano ha fatto una mossa incredibile ed è riuscito a togliersi la penalità. Ultima regata fantastica. Ultima regata leggendaria, però stiamo rischiando, io ve lo ricordo. Porca troia. Bello, però il livello sta aumentando tantissimo ragazzi delle regate. Lui vira adesso. Io ho aspettato un pochino, vediamo chi ha ragione. Che sto prendendo molto più vento. Ci siamo tolti tutti e due una penalità, grandissima. Siamo stati veramente bravi tutti e due. Adesso però la priorità di Shoshorosa, devo stare molto attento. Lui proverà a entrarmi dentro praticamente con tutto. Io devo allargarmi un po'.
posso minimamente rischiare di spendere la penalità adesso è finita. Io sto largo. Scioloso in vantaggio. Sempre lui la priorità, incredibile, incredibile. Silenzio perché stiamo rischiando tanto, ve lo dico. Adesso è mia la priorità però. È mia adesso, è mia adesso. Boom, coglionazzo, sì! Erroraccio di sciosciolosa. Erroraccio di scioscio che era in vantaggio, ragazzi. Adesso andiamo a vincere, andiamo a vincere. Deve ancora fare il 360 e andiamo a vincere la regata. Andiamo a vincere la regata. Sì! Ultima regata leggendaria, figlio. Desafio anche perso. Chiudiamo terzi l'eliminatoria per la prima volta nella mia vita. Arriviamo alle semifinali. Chiudiamo terzi, siamo in semifinale con BMW Oracle Emirates New Zealand, Luna Rossa appunto e arriva Challenger, quindi United States of America, Australia, Italy and France. Adesso qua però dovrebbe essere, scusami, è sempre il girone, non era il meglio delle 7. Ah, forse questo ancora no. Dopo però c'è la sfida al meglio delle 7 per la finalissima della Louis Vuitton Cup. E dopo, vabbè, per il sogno America's Cup contro l'Indy. Ma questa è un'altra storia. Raga, saluto da un commento. Ve ne siamo. Ciao!